La giunta grillina di Mira si frantuma, il sindaco defenestra altri 2 assessori, contrari alla cacciata della collega incinta. Rischiano di perdere la licenza i gondolieri che hanno turlupinato i turisti chiedendo tariffe fuori legge. La crisi non risparmia San Valentino, i più romantici acquistano poche rose, le meno costose che provengono dall'Africa. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. Il giorno dopo l'allontanamento dell'assessore allo sport Roberta Agnoletto, la giunta grillina di Mira subisce un altro terremoto. Il sindaco Alvise Maniero ha infatti annunciato il ritiro delle deleghe ad altri 2 assessori simbolo della sua amministrazione, il responsabile di bilancio, tributi e polizia locale Michele Gatti e la collega addetta alla scuola e pari opportunità Orietta Vanin. Il sindaco parla di un atto dovuto. La città ha bisogno di assessori che siano presenti tutto il giorno per servire il popolo. Queste persone non erano in grado di assicurare questa presenza. Orietta Vanin, responsabile anche delle pari opportunità, aveva pubblicamente espresso la propria vicinanza alla collega Agnoletto per il modo in cui era stata trattata. Quanto a Gatti, poliziotto, era il fautore della completa pulizia all'interno del comune e del movimento. Intanto si moltiplicano le reazioni politiche al defenestramento dell'assessore allo sport del comune di Mira, complice anche la campagna elettorale. Il caso ha suscitato l'indignazione di tutte le forze politiche. Sentiamo. Inquietante, scandaloso, intollerabile, incredibile. Sono soltanto alcuni degli aggettivi pescati nel ricco vocabolario della lingua italiana dai politici impegnati in campagna elettorale per stigmatizzare il Movimento 5 Stelle di Mira per aver mandato a casa la sua assessora Roberta Agnoletto in attesa di un bimbo. Laura Puppato, candidato al Senato del PD in Veneto, ha definito inquietante ogni episodio che vede donne in politica nel Movimento 5 Stelle, riferendosi anche all'espulsione di Federica Sassi di Bologna e di Raffaella Pirini di Forlì. Antonio De Poli, deputato UDC, ha usato il termine scandaloso. Le deleghe si tolgono, ha detto, per motivi politici. Significa violare le regole. Francesca Zaccariotto, presidente leghista della provincia di Venezia e sindaco di San Donà, si vocifera sempre più vicina al PDL, si è dichiarata stupita che un amministratore pubblico non sappia che il diritto alla maternità è frutto di una storia e di tante battaglie delle donne che hanno ottenuto il riconoscimento di essere madri e lavoratrici. Gennaro Marotta, infine, dell'Italia dei Valori, si è spinto oltre, chiedendo le dimissioni del giovane sindaco. Se questa è la nuova politica del Movimento 5 Stelle, meglio tenersi la vecchia, ha detto. Rivoluzione civile condanna questo modo di agire e per domani alle 10 invita ad un sit-in di protesta di fronte al municipio di Mira per chiedere le dimissioni del sindaco Maniero. Dovevamo comunicarlo ovviamente per dovere di cronaca. Comune compatto contro i gondolieri furbetti, invece scoperti per l'ennesima volta da Striscia con le mani nella marmellata mentre chiedevano 200 euro anticipati per 1 ora e mezza di tour. Si parla anche della sospensione della licenza per sanare l'ennesima figuraccia della città agli occhi del mondo. Finora la sospensione come sanzione ha riguardato soltanto le giornate di lavoro. Sentiamo. Monta l'indignazione contro i motoscafisti e i gondolieri furbetti che truffano i turisti in buona fede. L'ennesimo blitz di Moreno Morello, che ha svelato il mancato rispetto delle tariffe in laguna, e la cupidigia della categoria ha fatto avviare alla procura un'inchiesta. Ha provocato inoltre il movimento consumatori Codacons, che ha chiesto il ritiro della licenza ai 3 pope smascherati da Striscia la Notizia, e fatto infuriare infine il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, che ha convocato il presidente dell'ente gondola Nicola Falconi. Sarà convocato un consiglio di amministrazione straordinaria, ha assicurato il presidente, e inoltre saranno valutate ispezioni periodiche. Intanto saranno applicate le sanzioni previste ai gondolieri scoperti da Moreno Morello, mentre si facevano pagare ben più di 80 euro per 40 minuti, ossia la sospensione dal lavoro fino a 5 giornate. Il malcostume è presente anche tra i motoscafisti, tanto che un turista ha denunciato un tassista perché il 20 gennaio scorso ha chiesto 210 euro, il triplo della tariffa prevista per una corsa da Palazzo Grassi a Piazzale Roma, caricando per giunta 22 turisti. Il limite è di 10, tenendo in ostaggio i passeggeri in mezzo al canale fino a quando non ha riscosso il denaro chiesto. I motoscafisti dal canto loro si difendono dicendo che il 30% dei loro incassi deve essere versato ai portieri d'albergo che li chiamano per conto dei clienti. I portieri respingono le accuse e si difendono rivelando che ci sono signori che si spacciano per loro.
una gara tra approfittatori che distrugge l'immagine della città. Si è aperta oggi la BIT di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo. Il Veneto si conferma la regione con il maggior numero di presenze. Sentiamo. Il Veneto dei primati non si smentisce quando si parla di turismo anche in tempi di crisi. Continua ad essere la nostra regione la prima in Italia per presenze turistiche. Nel 2012 ogni 6 pernottamenti 1 è avvenuto in terra veneta. Sono i dati emersi alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, che è stata aperta oggi e che chiuderà il 17 febbraio. Nel padiglione Veneto sono stati proposti Venezia e le ville venete, il mare e le spiagge, Dolomiti e montagna, Lago di Garda, Terme Euganee, Po e Delta, Pedemontana e colline venete. E infine Fondazione Arena di Verona e Fenice di Venezia. Secondo i numeri snocciolati oggi, il crollo del potere d'acquisto degli italiani comunque si è fatto sentire. Le presenze sono calate, anche se di pochissimo, dai 63 milioni e mezzo di turisti del 2011 ai 62 milioni e 400 nel 2012. L'emorragia della domanda italiana è stata compensata da quella straniera però, soprattutto nella seconda metà dell'anno, con una diminuzione complessiva dell'8,7% delle presenze e del 2,9% in termini di arrivi. Va aggiunto un altro dato negativo, ossia che i prezzi sono stati congelati per mantenere la clientela tedesca, la più affezionata, che rappresenta da sola il 22,4% di tutti i pernottamenti e che nello scorso anno è aumentata dell'1,9% di arrivi e del 2,8% in pernottamenti. Faranno anche risparmiare, ma sono molto meno luminosi. Parliamo dei lampioni a LED appena installati in Viale San Marco a Mestre. I cittadini protestano, il quartiere dicono è improvvisamente sprofondato nel buio. Vediamo. Scura, che non si può neanche camminare. Tra chi va per i case a rubare, dappertutto, non c'è nessuno che ne controlla. Se andiamo, non so come che andiamo a finire qua. Di male in peggio agli abitanti delle corti maschili di Mestre, i nuovi lampioni a LED installati dal comune non piacciono. La luce è molto diversa rispetto alle precedenti lampade, non è solo più fredda ma anche molto meno potente e il buio profondo era l'ultima cosa di cui il quartiere aveva bisogno. Ieri sono venuti i cavalvia a luce e hanno messi gli lampadari nuovi, perché hanno detto che mettendo gli lampadari nuovi si deve risparmiare e si deve consumare meno luce. E hanno messo i LED. Signor assessore, signori comunali, signor sindaco, venite a vedere, avete fatto un cimitero. Umberto Vanin, che è nato proprio qui al Civico 15 di Corte Ridolfo, è il più agguerrito fra i residenti e ha scritto immediatamente all'assessore ai lavori pubblici Alessandro Maggioni, informandolo dei pericoli che la scarsa illuminazione comporta in un quartiere già colpito da microcriminalità e degrado. Siamo stanchi, ruberie tutti i giorni. Un giorno vado in pasticceria, un giorno va al dottor del condotta, tutti i giorni, un giorno va in chiesa, un altro giorno vanno alla casa delle anzianette, adesso manca che cava via luce, fa buio notte e sul buio chi si che zoppica. La brutta gente, signor assessore, non ho più parole, perché ho detto la verità. Venite a vedere i quartieri, cavando via le luci, i quartieri maschili, cosa che avete fatto, che casino che avete combinato. Di sicurezza che non ne c'è più. Insomma, per gli abitanti delle corti maschili a lato di Viale San Marco, il gioco non vale la candela. Risparmio energetico va bene, ma che non metta a repentaglio la sicurezza dei cittadini. E in molti rimpiangono la luce giallastra dei vecchi lampioni. Buonanotte. Buonanotte, avevamo i problemi, i putei, i vecchi, si coppa dappertutto. E dove chi ne viene a rubare, abbiamo paura, ma è permesso che un comune si comporti in questo genere qua. Prima di tutto ste luci fa scuro e non si vede più niente. E mi spero che potete mettere le luci che era prima. Grazie. Rose dall'America Latina o dall'Africa, la crisi cambia anche il mercato di San Valentino. I fioristi lamentano che da alcuni anni i clienti non fanno più follie, poche rose, basta il pensiero. Sentiamo. San Valentino non smentisce la crisi dell'economia italiana, che nel giorno degli innamorati investe il mercato dei fiori.
L'andamento del settore sta andando al ribasso, calano vistosamente le vendite delle classiche rose e a farne le spese sono i fiorai. Si va a ribasso. D'altronde mancano denaro, manca soldi, i beni mutuabili sono i primi che ne traggono le conseguenze. Viviamo in Italia anche noi, per cui la crisi è generale ed è sicuramente anche per noi, tocca anche il nostro settore sicuramente. Tuttavia quest'oggi i clienti più romantici non sono mancati e le consegne a domicilio sono state cospicue. Si è invece ridotto il numero delle rose acquistate, con le follie dei matti da 100 e più rimaste soltanto un lontano ricordo. Diciamo c'è ancora qualche innamorato, però sempre in forma ridotta però. Ovviamente in forma ridotta, non esistono più i classici 12, 24 e 36 rose, ma si va a 3, 5, si diminuisce. Sì, abbiamo cominciato da stamattina presto proprio per una richiesta specifica di far trovare magari al risveglio all'amata, far trovare un mazzo di fiori. Nel corso degli anni è cambiato anche il mercato delle rose. Se l'Italia non ne produce quasi più, ad andare per la maggiore sono le coltivazioni olandesi, affiancate da qualche tempo da quelle africane. L'Olanda produce sempre delle ottime, anzi eccezionali rose di varietà superiore, poi abbiamo l'Ecuador che produce buone rose e anche l'Africa, cioè il Kenya, si importa tantissimo dal Kenya, cioè si adopera l'acqua per innaffiare i fiori in Kenya e si toglie l'acqua ai disgraziati che non ce l'hanno. Queste sono le multinazionali. Verissimo, c'è una forte affluenza di rose africane, non solo, anche sudamericane, di importazione comunque. Un San Valentino sobrio ed economico quindi, che quest'anno regala una sorprendente novità al pubblico femminile. Comunque quest'anno devo dire che ho visto molti più uomini che donne venire. Ma ci sono anche innamorati più generosi e non si sono limitati ad un solo fiore, gli ultimi romantici. Sentiamo. Stai comprando una rosa per la fidanzata? Eh sì, una rosa per la mia fidanzata e la fortuna vuole che sia anche il mesiversario, il giorno di San Valentino, quindi cerco di impegnarmi per farla contenta il più possibile. E quindi doppia rosa, non una sola? Ma ci sono anche altri regali, più una sorpresa per cena, insomma si cerca di fare il meglio possibile. Ha comprato la rosa per la moglie? Oggi è obbligatorio prenderla. E allora appena torna a casa gliela dà e stasera si festeggia. Certo. Hai comprato i fiori per la fidanzata allora? Sì, ho comprato i fiori per la fidanzata a San Valentino. Sì. Niente da farti perdonare, tutto a posto? Tutto a posto, niente da farmi perdonare. Sarà contenta allora stasera di riceverli? Sì, contentissima, insomma, stasera si festeggia, dai. Fiori per moglie e figlia? Fiori per moglie e figlia, almeno una volta all'anno ci ricordiamo, dai. Se lo sono meritati? Sì, sono meritati, sono bravi, dai. Il prossimo anno 50 anni di matrimonio insieme, stasera intanto una rosa. Sì signore, se lo merita perché è una moglie meravigliosa. Domani invece altro regalo. Domani sarà una pianta. Allarme videogiochi, c'è Razzle, un gioco che si affronta in due attraverso i cellulari e che sta creando dipendenza. Spopola anche nel Veneto, ad un anno dalla sua creazione, il gioco per smartphone del momento. Si chiama Razzle ed è stato creato da un team di sviluppo svedese, la Mag Interactive. L'applicazione, scaricabile gratuitamente da internet, è una sorta di scarabeo che prevede una vera e propria sfida all'ultima parola tra due giocatori, tutto in 3 manche da 2 minuti ciascuno. Regola principale, quindi, comporre il maggior numero di parole di senso compiuto combinando le 16 lettere disposte nel quadrato. Gli ingredienti in grado di creare dipendenza ci sono tutti: la sfida con l'avversario, quella contro il tempo e la possibilità di giocare in differita, dovendo aspettare che l'altro giocatore abbia finito il round, e l'infinita giocabilità data dalle griglie e dalle 16 lettere. Una vera e propria mania del momento sembra essere diventato anche il poker online, scaricabile anch'esso da internet sul proprio smartphone. Diverse le proposte disponibili, sia per i principianti che si affacciano a questo nuovo gioco, sia per i professionisti. Esistono 2 tipologie di applicazioni per quanto riguarda il poker. Il primo grosso insieme è composto da giochi che permettono di accedere alle stesse community presenti su internet sfidando gli avversari, mentre la seconda riguarda i cosiddetti giochi standalone, ovvero la sfida col proprio telefonino.
L'enorme successo di entrambi i giochi è legato al social network Facebook, dove si ha la possibilità di pubblicare e sfoggiare le proprie vittorie. Anche in questo caso il ruolo sociale ha avuto un ruolo primario per il successo di queste nuove applicazioni. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Festeggiamo i 100 punti vendita! Ali Aliper festeggiano i 100 punti vendita con il grande concorso Vinci e Parti. In palio 100 splendide crociere MSC per 2 persone nelle isole greche e oltre 655.000 euro in buoni spesa da 5,25 euro. Un Ali Aliper, Vinci e Parti in crociera fino al 20 febbraio. Franco Oro Più. Il tuo oro, il tuo argento e il tuo platino pagati subito in contanti alla massima valutazione di mercato. Franco Oro Più lo trovi a Mestre, Marghera, Venezia, Jesolo e Caorle, a Trieste, a Belluno e a Schio. Entra nella filiale a te più vicina. Giancarlo Gentilini torna ad essere per un giorno lo sceriffo di Treviso, facendo tirar su una barriera di pannelli di legno che impedirà ai senza tetto e agli sbandati di trovare riparo nel parcheggio coperto dell'ex palazzo della provincia. Alcuni cittadini della zona che appunto avevano lamentato come l'area si fosse progressivamente trasformata in un ritrovo di spacciatori e barboni sembrano dunque aver trovato risposta. Ed ora uno sguardo all'area metropolitana con notizie brevi dalla provincia di Venezia, Treviso e Padova. Arriva la scarpa verde. I calzaturieri della Riviera del Brenta adotteranno presto solventi ecologici a vantaggio non solo dei consumatori ma anche dei lavoratori del settore. I nuovi solventi infatti non hanno odore, non provocano allergie, non irritano gli occhi e sono meno infiammabili. La svolta green delle calzature nasce grazie ad un progetto in collaborazione con l'Università di Ca' Foscari. I nuovi collanti hanno superato tutti i test. Oltre a non essere tossici, sono anche molto più adesivi e più facili da smaltire. Emergenza sfratti nella Marca. Nel 2012 sono state 2.200 le famiglie trevigiane che hanno dovuto lasciare la casa, l'85% per morosità e solo il 15% per finita locazione. Coinvolte in tutto circa 4.600 persone, buona parte di nazionalità italiana, mentre fino a qualche anno fa gli sfrattati erano prevalentemente stranieri. Secondo il Sunia CGL, rispetto al 2011 gli sfratti sono saliti del 20% e ancora peggiori le prospettive per il 2013, con povertà, cassa integrazione e disoccupazione in aumento. Anche le Terme Euganee alla Borsa Internazionale del Turismo 2013 di Milano. Abano Spa si trova all'interno del padiglione della Regione Veneto, 300 metri quadri che raccolgono le nostre eccellenze turistiche, le città d'arte, la montagna, il lago, il mare e ovviamente le terme più importanti al mondo. La BIT è da 31 anni la più importante manifestazione turistica italiana. L'anno scorso ha registrato 90.000 visitatori, 60.000 operatori e 3.500 giornalisti provenienti da 120 diversi paesi. Ed ora è il momento dell'ospite in studio. In questi giorni negli istituti di scuola superiore veneziani i docenti universitari incontrano i genitori e i ragazzi per dare consigli su come capire i propri talenti e scegliere il corso di studi più adatto. Maria Stella Donà ha intervistato il professore Lorenzo Valeri della LUISS di Roma. È con noi in studio il professor Lorenzo Valeri, è un professore della LUISS di Roma, un'università che sta facendo una cosa molto carina in tutta Italia, sta mandando queste persone, anzi lo presentiamo subito, eccolo qua accanto a me, grazie per essere venuto, sta mandando queste persone, questi relatori diciamo nelle varie scuole per insegnare, dare dei consigli utili ai genitori su come orientare i figli a scegliere la scuola o l'indirizzo migliore per la propria vita. Allora, perché avete deciso di fare questa cosa? Beh, abbiamo deciso perché ci rendiamo conto, guardando i dati nazionali e anche i nostri, che la scelta universitaria sta diventando uno dei momenti più importanti nella vita di una famiglia e oltre che nella vita dell'individuo.
e quindi vogliamo capire come un ragazzo può fare una scelta universitaria in linea con le sue aspettative, con i suoi obiettivi e con i suoi talenti. Quando avete cominciato? Quando finirete? Ma è un lavoro che portiamo avanti da 2 o 3 mesi, prima con una fase di studio, comunque parlando con vari professori di orientamento in licei, tra cui anche qui nel Veneto, e poi stiamo organizzando oltre 40 workshop in tutto il territorio nazionale, dove proprio mettiamo intorno a un tavolo genitori, professori, dirigenti scolastici a discutere di quali sono le difficoltà per risolvere il problema dell'orientamento. Ecco, riguardo il veneziano, se ci sono dei genitori che sono in ascolto, quali sono le scuole che nei prossimi giorni organizzeranno questi incontri? Noi abbiamo iniziato a Padova, dove abbiamo avuto un grossissimo risultato coinvolgendo i migliori licei della città. Oggi abbiamo Mestre, domani andiamo a Venezia, parteciperemo anche a Verona, quindi cerchiamo di capire cerchiamo di capire in modo migliore quello che sta succedendo nel vostro territorio. Una cosa interessante è che ogni territorio comunque ha le sue specifiche e operando sul territorio nazionale iniziamo a vedere con grande interesse. Allora, il consiglio, diciamo, principe per un genitore che in questo momento è in difficoltà perché non sa come consigliare il proprio figlio? Secondo me intanto iniziare presto, cercare di evitare che il figlio arrivi al 5º anno non tanto con una scelta precisa, ma almeno che inizi a avere nel 5º anno un'impostazione di quello che vuole fare e soprattutto di quello che non vuole fare. Sfruttare il 4º anno anche per vivere alcune delle esperienze necessarie per la scelta universitaria, andare a vedere un'università, spingere magari un figlio ad andare a vedere un po' di lezioni, fare delle summer school, fare degli stage, fare anche un periodo di volontariato, cioè permettere al ragazzo di scegliere bene l'università già al 4º anno, in modo che al 5º si concentra sulla maturità, che nel bene e nel male rimane comunque il momento clou della vita di un ragazzo, e magari decidere quei 2 o 3 test universitari che vuole fare, senza troppe difficoltà e senza troppe patemi d'animo sia per il ragazzo che per il genitore. Allora, nelle università lombarde è crollata o comunque calata l'iscrizione degli studenti, cosa che invece non è avvenuta nelle università venete. Lei consiglia sempre comunque di scegliere l'università o di puntare per esempio anche sull'artigianato? Ci sono delle attività artigianali che non hanno nulla da invidiare a una conoscenza, una cultura universitaria? Guardi, tutto parte dall'obiettivo che si vuole dare al ragazzo. Le attività artigianali sono estremamente importanti, sono un punto di riferimento della nostra economia. Non sono veneto, però conosco questa regione ed è uno dei fiori all'occhiello della nostra esportazione, quindi la possibilità di fare una carriera internazionale facendo l'artigiano ci sono tutte. Tutto parte dalla decisione del ragazzo. Se il ragazzo decide di non seguire il percorso universitario per andare a fare un'attività artigianale, deve essere sostenuto e deve essere spinto a seguire questa strada. Se il ragazzo invece vuole seguire l'università, in questo modo deve essere invece supportato e soprattutto spinto sempre a pensare che l'università è un momento estremamente importante per la sua formazione, non va scelta solo pensando al lavoro, ma pensando a quale talento io voglio sfruttare nella mia vita. Cioè una buona formazione è in grado di farti fare tutto quello La buona formazione ti permette di sopravvivere a 40 anni e a 50 anni nei momenti più critici e questa non si acquisisce comunque solo pensando al lavoro, perché può essere che la storia ti serva a 50 anni se fai l'ingegnere e viceversa. Benissimo, grazie per essere stato con noi e per averci dato questi consigli utili. Il nostro telegiornale continua. Ed ora, come di consueto, è in linea con noi Tiziano Graziottin del Gazzettino per sapere insomma quale sarà l'apertura di domani del giornale. Sentiamo. Ma sicuramente la ripresa del tram a Mestre, un servizio che era sospeso ormai da più di 4 mesi, dal 2 ottobre per l'esattezza, con infinite polemiche per i continui annunci e per gli altrettanti continui rinvii, e infine dopo tutta una serie di dossier che sono stati presentati, di prove tecniche, di verifiche sul campo, finalmente da Roma è arrivato l'ok e appunto domenica prossima dalle 14 il tram di Mestre potrà riprendere il suo servizio, apprezzato, va detto, perché sono tantissimi i mestrini che lo utilizzano e quindi insomma finalmente una bella notizia per la città. Un'esperienza comunque costosa per la CTV e il comune, che hanno accumulato insomma una perdita di oltre 1 milione di euro però.
Sì, che dovrà pagare la società, si suppone, che gestisce e che ovviamente ha in carico il danno, però al di là dell'aspetto dei risarcimenti, come sottolineavi, c'è il fatto che tantissimi mestrini che si erano abituati a questo servizio, insomma, da un giorno all'altro si sono ritrovati senza, sono tornati sui bus, insomma ci sono stati oggettivamente molti disagi per la popolazione. Adesso, ripeto, dalle 14 di domenica, dopo il Bomba Day, perché domenica sarà una giornata molto particolare per la città, perché appunto in mattinata ci sarà l'estrazione di questa bomba trovata sotto i binari della stazione di Mestre, dove si sta realizzando proprio il cantiere del tram per andare a Marghera, e quindi dopo questa operazione partirà finalmente il tram di Mestre. A proposito appunto del Bomba Day, oggi c'è stato un altro vertice in prefettura per definire gli ultimi dettagli, se non sbaglio. Ma diciamo che è stato fatto un po' il punto della situazione, i contorni della vicenda sono chiari rispetto anche alle persone che dovranno essere evacuate. Ecco, l'unica novità forse è proprio questa, che inizierà anche una sorta di porta a porta da parte degli addetti ai lavori per avvisare tutte le persone che vivono nell'area intorno alla stazione di Mestre, che appunto domenica mattina per almeno 2 ore, ma insomma più probabilmente tra le 2 e le 4 ore, dovranno starsene fuori casa, in luoghi ovviamente che sono stati predisposti per l'accoglienza, nell'attesa che venga effettuata questa operazione di bonifica dell'area. Benissimo, grazie ancora a Tiziano Graziottin e alla redazione del Gazzettino, ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Tempo variabile con clima freddo, particolarmente rigido nelle ore notturne. Venerdì 15 febbraio, soleggiato salvo passaggi di nubi medio-alte, nebbie nelle ore più fredde, valori termici in lieve diminuzione. Sabato 16 febbraio, cielo in prevalenza soleggiato, minime e massime in salita, comprese fra i 3 e i 10 gradi. Domenica 17 febbraio, nubi sparse, valori in lieve abbassamento. Lunedì 18 febbraio, lieve pioggia al mattino, poi il tempo migliora. Minime in aumento, abbondantemente sopra lo zero, massime invariate. La marea di venerdì 15 febbraio è normale. La massima all'una 65 cm, la minima alle 7:30 5 cm. Lo spazio della nostra copertina finale è dedicato ad un musical sulla vita di Madre Teresa di Calcutta. Si intitola Madre Teresa, la matita di Dio ed è interpretato dai giovanissimi dell'Accademia Volavoce di Curtarolo. Ascoltiamo il brano principale e con queste note io vi saluto e vi do appuntamento alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia.